Valle Vecchia, Caorle, 900 ettari tra natura e agricoltura, ma anche progetti europei. Sì, è un caso eccezionale Valle Vecchia perché contemporaneamente ha 3 progetti europei LIFE, il progetto V-Store 2 per gestire l'acqua in zone costiere, il progetto AgriCare per portare l'innovazione dell'agricoltura di precisione e il progetto Help Soil sull'agricoltura conservativa. Questo è molto importante anche nell'ottica di un'agricoltura moderna, ma soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Sì, perché i 3 progetti in sinergia fra loro consentono di studiare e dimostrare gli scenari di agricoltura del futuro. L'agricoltura conservativa aiutata dall'agricoltura di precisione con l'apporto dell'acqua piovana selezionata di qualità in una zona costiera. Questo pacchetto innovativo, unico al mondo al momento, consente di mantenere il reddito dell'agricoltura e contrastare il cambiamento climatico allo stesso tempo. Sì, perché qui in questa azienda qui di Veneto Agricoltura, qui a Valle Vecchia, l'acqua non c'è. L'acqua non c'era, da quando siamo partiti con il progetto V-Store 2 è diventata un'azienda irrigua che con un processo innovativo per la prima volta sperimentato a Valle Vecchia consente di selezionare l'acqua buona a bassa salinità e riutilizzarla sia per l'agricoltura, la microirrigazione, sia per la natura, mantenere una falda dolce sopra l'acqua salata per consentire il verde della natura a Valle Vecchia. Parliamo di acqua piovana, chiaramente. Acqua piovana, l'unica risorsa che abbiamo a Valle Vecchia è l'acqua piovana che viene selezionata con questo processo innovativo e stoccata in un bacino di accumulo di 160.000 metri cubi per poi essere riutilizzata per la natura e per l'irrigazione. È facile vincere i progetti LIFE dell'Unione Europea? Con le risorse limitate oggi disponibili la competizione è fortissima e Valle Vecchia è un caso unico, Veneto Agricoltura sono casi unici in Europa.